Eccoci, terza battuta nella meravigliosa spiaggia di Riva Trigoso. Sono da poco passate le 7:30, abbiamo appena lanciato in compagnia del mio amico Daniele e ci mettiamo ad attendere fiduciosi. Cosa? Ho visto qualcosina, ma poca roba. Sono più o meno le 8. È appena uscito il sole. E come è uscito il sole, la prima mormola si è fatta viva. Ecco il nostro innesco americano pronto al lancio.
mormorina mini. Eccoci, sono quasi le 9, la battuta prosegue abbastanza a rilento, le tocche ci sono ma molto timide stamattina, molto timide, e i pesci di una certa dimensione stanno tardando ad arrivare. Mare buono, c'è un'ondetta giusta, coperti, vento poco, situazione non male, ma ci aspettavamo qualcosina in più per le prime ore. Bel americanone, se si vuole pesce grosso si deve puntare all'esca grossa. Eccolo, uno dei predatori più temuti in immersione. Sono le 10, momento di bonaccia totale. I pesci sembrano essere completamente spariti. Da una mezz'oretta che non si vede una tocca, tutto molto tranquillo, fin troppo. If you talk all the time, you'll never hear what anybody else has to say. And therefore all you'll have to talk about is your own conversation. The same is true for people who think all the time. That means, when I use the word think, talking to yourself. Subvocal conversation, the constant chit-chat of symbols and images and talk and words inside your skull. Now, if you do that all the time, you'll find that you've nothing to think about except thinking. And just as you have to stop talking to hear what others have to say, you have to stop thinking to find out what life is about. Come arrivano le 11, arriva anche il vento a disturbare tutta la nostra azione di pesca. The unspeakable world.
of liberation will blow the world